Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda che ci facciamo è: quanto ci costa la baracconata Propal di Landini & Co? L'idea grottesca di bloccare l'Italia in nome delle ragioni della flottiglia, questo tema che è tale solo nel bel paese, fuori è relegato giustamente alle brevi di pagina 47, ma loro signori hanno bloccato l'Italia in nome della flottiglia e di Gaza. Con il solito campionario di tangenziali bloccate, stazioni bloccate, disagi a cascata su lavoratori in carne e ossa, studenti in carne e ossa, famiglie in carne e ossa, persone che avevano prenotato visite in carne e ossa, ma tutto questo consueto circo ideologico che non vi riepiloghiamo neanche perché è l'eterno ritorno di una cronaca, diciamo, perennemente uguale a se stessa. Quanto ci può essere costato? Vi consiglio a tutti di farvi un giro sul sito di Nicola Porro, nicolaporro.it, dove c'è un pezzo molto interessante che prova a quantificare il costo della baracconata Propal di Lorsignori. La metodologia, diciamo, generale in premessa parte dal fatto che considerando il PIL annuale italiano, il prodotto interno giornaliero di un giorno feriale vale circa 5,5 miliardi di euro. Ovviamente questa non è però la cifra che puoi, diciamo, addebitare in modo credibile a uno sciopero per evidenti motivi. Questo sciopero però ha paralizzato il paese, ha paralizzato più settori e soprattutto è uno sciopero illegittimo, secondo il garante, non secondo qualche sezione della Lega, secondo il garante, uno sciopero illegittimo perché non è stato annunciato nei tempi, anzi è stato annunciato sostanzialmente un giorno prima. Questo amplifica anche il danno economico sul sistema paese, e questo pezzo che trovate sul sito nicolaporro.it prova a quantificare il danno medesimo. C'è la componente più delicata anche umanamente, proprio come dicevamo, che è quella sanitaria. In una sola giornata di sciopero possono saltare oltre 1,2 milioni di prestazioni, tra cui peraltro 15.000 interventi chirurgici e 100.000 visite specialistiche. La stima più prudente calcola in 579 milioni di euro la perdita in questo settore, che poi non è solo una perdita di cassa, ovviamente, dato il settore, lo è anche, ma è una perdita sociale, umana, esistenziale. Poi c'è il dramma dei trasporti, ovviamente, che è toccato a chiunque abbia la sfortuna di non essere un privilegiato della ZTL e quindi fuori da quello che ormai è l'unico elettorato di riferimento di Lorsignori. Parliamo ovviamente di ritardo di consegne, di componenti che non arrivano, che possono a cascata arrestare intere linee produttive, e poi di caos urbano e ritardi accumulati dai lavoratori che si ripercuotono sul lavoro medesimo. Sommando tutto questo, il danno stimato per la logistica e i trasporti arriva a 260 milioni di euro. C'è stato anche un blocco, seppur per fortuna ha incontrato meno successo di altri, ma c'è stato un blocco anche della scuola, che ovviamente obbliga milioni di genitori a restare a casa anche se avevano intenzione di lavorare oggi. Poi la chiusura degli uffici pubblici, che vuol dire congelamento di pratiche, di investimenti, di progetti. Tutto questa macchina pubblica, diciamo, bloccata, può essere stimata economicamente in 130 milioni di euro. Questi sono solo i 3 grandi capitoli di spesa: sanità, trasporti, scuola barra macchina pubblica. Capite bene che arriviamo a una cifra considerevole che sfiora il miliardo, 968 circa milioni di euro, a cui poi andrebbe aggiunto un effetto moltiplicatore, perché appunto ogni intoppo, ogni arresto di ogni catena produttiva o di ogni pratica o il rinvio di ogni lavoro crea ovviamente una cascata che si ripercuote quantomeno nei giorni a venire. Cioè un camion bloccato sull'autostrada non è solo un camion bloccato sull'autostrada, no? Genera
analoghi in doppia catena, idem un ufficio chiuso, idem ovviamente una centro per le radiografie chiuso e via dicendo. Allora, attenzione, il miliardo di euro è pari circa all'8% della ricchezza prodotta quotidianamente dall'Italia. Vi consiglio di leggere questo pezzo sul sito nicolaporro.it ma soprattutto la domanda è: chi paga? Perché questo sciopero era legittimo, non perché è in discussione in Italia il diritto di sciopero, sia mai, ma come diceva Giuseppe Di Vittorio, padre nobile del sindacalismo italiano, lo sciopero, tanto più nel servizio pubblico, va utilizzato sostanzialmente solo come estrema ratio. Loro signori lo hanno annunciato un giorno prima per la flottiglia, non per questioni che riguardano i lavoratori italiani, quindi hanno fatto uno sciopero illegittimo, senza le garanzie dovute di tempistiche anzitutto, la quantificazione si aggira attorno al miliardo di euro e non ci resta che mandare una PEC con la cifra alla sede della CGIL al signor Landini. Grazie a tutti, a presto.